E rieccoci al nostro ormai consueto appuntamento con i problemi legati al mondo dei denti e in modo particolare li affrontiamo sempre supportati dagli esperti, super esperti di Social Dent, ricordando per coloro che ci hanno chiamato e anche ci hanno scritto delle mail che Social Dent si occupa non solo di anziani, adesso stiamo affrontando in diversi capitoli i problemi relativi al mondo degli anziani, ovvero l'impiantologia, come ovviare alla cosiddetta dentiera mobile, quindi cos'altro si può fare, insomma abbiamo affrontato diversi processi che per lo più riguardano persone che hanno una certa età, però si è specializzato in modo particolare tanto la sede di Padova quanto quella di Stanghella per chi ci segue invece dalla zona della Bassa Padovana oppure tutta quell'area che converge intorno alla zona del Polesine per esempio oppure dell'Emilia Romagna del Nord che è più comodo, anche per i bambini, quindi per i più giovani, è anche attrezzato proprio per accogliere i bambini, le famiglie. Tra l'altro adotta anche una politica di prezzi estremamente conveniente, accettabile e appetibile un po' per tutte le tasche. Questa è una cosa estremamente importante, lo abbiamo detto ancora tanto tempo fa, lo ribadisco in questa circostanza perché Social Dent è una cooperativa sostanzialmente, in più ha attuato numerosissime convenzioni e adesso magari ve le elencherà uno dei nostri ospiti con sindacati, associazioni di categorie e quant'altro, per cui se voi rientrate in una di queste convenzioni e per capire se ci rientrate o telefonate oppure guardate sul web, ma telefonando vi vengono date tutte le informazioni, potete avere ulteriori agevolazioni. Quest'oggi continuiamo il nostro approfondimento con il professor Gianpietro Cordioli, ben ritornato qui con noi, professore, ci fa estremamente piacere. Buongiorno ai telespettatori. Grazie, vabbè sappiamo ormai docente, professore eccetera, ma soprattutto adesso collabora attivamente in un progetto importantissimo con Social Dent e consulente di Social Dent è anche il dottor Giovanni Gasparetto, Buongiorno. anche lei, buongiorno. E allora dottore, proprio per ricordare questo discorso delle convenzioni, che ci hanno chiesto alcuni. Con chi le avete fatte? Cosa sono? Proprio due parole così rispondiamo a tante Ma guardi, perplessità. la cooperativa, la Social Dent è una cooperativa, quindi si sviluppa nel tutto nel mondo delle cooperative e del sociale, per cui hanno sviluppato delle convenzioni con delle particolari possibilità di pagamento con tutti, diciamo così, quelli che sono i sindacati, in particolare abbiamo la CGIL, il sindacato degli anziani, lo SPI degli anziani, ma anche con altri sindacati, la CIS, la UIL, cioè sono tutte convenzioni sviluppate ad hoc per una certa fascia di popolazione che di solito ha delle problematiche economiche. Ed è una cooperativa che si apre, diciamo così, soprattutto al sociale. Su questo volevo allungarmi su un discorso già fatto l'altra volta sulla cooperativa, sul fatto che noi, avendo sviluppato un progetto di ricerca con la Regione Veneto, l'altra volta avevo chiesto se c'erano ancora delle persone che erano interessate a partecipare a questo progetto. Il progetto è il progetto abbastanza complesso, di cui il professor Cordioli sta dedicando anima e corpo. Esattamente, è diciamo responsabile scientifico e riguarda soprattutto gli anziani, in particolare gli anziani edentuli, cioè senza denti nella parte inferiore e già portatori di una protesi mobile. Molti ci hanno chiesto, non hanno purtroppo le caratteristiche per poter entrare in questo progetto di ricerca, che peraltro è gratuito, ed è un progetto che ha valenza doppia, cioè una valenza scientifica e una valenza sociale. E lo ripeto perché magari qualcuno ancora può essere interessato a partecipare, bisogna avere 70 anni o di più di 70 anni, avere una protesi totale inferiore non congrua, con difficoltà masticatoria, ed essere, diciamo così, in salute abbastanza buona per potersi sottoporre a un impianto. Il progetto parte con rifacimento della protesi, perché a volte si tratta solamente di protesi diciamo così, vetuste, vecchie, che non hanno diciamo così, la congruità tra la situazione anatomica e la protesi stessa. Quindi facciamo una protesi nuova, attendiamo 3 mesi che la protesi si riveli sufficiente. Se non fosse ancora sufficiente, e questo normalmente fino adesso purtroppo è così, inseriamo casualmente, non perché piace a noi, ma perché il computer per questa ricerca prevede l'inserimento di 1 o 2 impianti
e su questo uno o due impianti dopo facciamo una connessione con particolari in modo che le protesi si attacchino, dico sempre, come due bottoni automatici. Questo normalmente migliora notevolmente diciamo così, la relazione, la capacità con il cibo, la relazione con il cibo, perché ripeto sempre che il problema non è la protesi, ma è sempre l'alimentazione. Noi abbiamo raggiunto il livello che ci eravamo prefissi per poter avere dati significativi per questa ricerca. Abbiamo anche avuto un ritorno molto importante con le persone sulla qualità della vita e sulla percezione che hanno avuto nei confronti del cibo, la possibilità di masticazione. Ricordo sempre che è tutta gratuita, l'unica cosa che noi chiediamo, proprio perché è un progetto di ricerca, anche a valenza sociale, chiediamo che le persone possano poi venire da noi periodicamente, 2 o 3 volte all'anno, non si chiede di più, per il controllo nei primi 2 anni di questa protesi con le connessioni. Questo perché ci devono dare il feedback, cioè il ritorno delle loro sensazioni, perché una protesi, ripeto, la parte scientifica riguarda proprio tutta la realizzazione sociale della soddisfazione nella vita di avere una possibilità di masticare. L'abbiamo fatta, si può fare, l'abbiamo fatta sulla protesi inferiore perché ci hanno chiesto perché non sopra, perché normalmente, esatto. normalmente la parte inferiore, dico normalmente, è la parte più difficile da portare. Una signora ha detto, niente in questi casi, ma sto così bene che non è stato il commento. Allora la signora, se sta così bene, non rientra neanche. Sì, ci vogliono questi prerequisiti, appunto il fatto che uno abbia una protesi incongrua, cioè vuol dire che non riesce a masticare, oppure fa molta fatica, che sente che potrebbe fare di più. Allora, se rientrate in questi casi senza denti sotto, con una protesi quindi soltanto sotto che vi dà dei problemi, telefonate, prendete informazioni, non costa niente e soprattutto avreste veramente un vantaggio sia sì, sembra una cosa, è una cosa, siccome noi sappiamo qual è il tipo di valore commerciale purtroppo, voglio dire, che ha questa cosa, molte persone sono frenate perché pensano che ci sia qualche esatto. altro tipo di... No, pensano, sa che cosa? Che ci sia un inghippo. Esattamente, che ci sia un inghippo. Ma dov'è la fregatura? Perché dov'è ormai la fregatura? Poveretti gli anziani sono abituati ad essere così. Esattamente, qui non esiste fregatura perché, cioè non esiste nel senso che siccome fa parte del progetto della Regione Veneto, cioè noi abbiamo dei precisi... assolutamente, è un progetto regionale, quindi un progetto regionale, sì, è assolutamente tutto gratuito, possono testimoniare i nostri pazienti, diciamo che la cosa è assolutamente gratuita. Quello che mi preme dire è che siccome stiamo raggiungendo appunto il livello, esatto, perché era stato prefisso dalla ricerca, noi pensiamo che con fine di giugno saremo in grado di chiudere questo progetto e poi avremo tutto quello che è, diciamo così, la parte seguente, che è il ritorno dei pazienti per capire come si trovano. Certo. Ripeto, abbiamo già un assentimento, così abbiamo già un'idea precisa, cioè sono molto soddisfatti. Per 2 motivi, uno perché ovviamente hanno riacquistato la capacità masticatoria, e il secondo anche perché non gli pare possibile che questa cosa veramente possa essere gratuita. Aperta tutta la regione, vero? Un'altra cosa? Certo, l'unica cosa, siccome ripeto abbiamo una limitazione, loro hanno una limitazione perché per noi possono venire anche da distante, perché noi chiediamo che questi vengano poi 2 o 3 volte all'anno a dirci per 2 anni. 3 volte all'anno un viaggetto a Padova. Sì, un viaggetto a Padova per venirci a raccontare e insomma. dire, dobbiamo raccogliere i dati su quelli che sono i risultati. I risultati sono risultati di soddisfazione, fino adesso almeno. Non possiamo pensare che possa essere differente, perché è talmente evidente il fatto che fra avere una protesi che non è congrua, cioè si muove, e il fatto di averla agganciata su 1 o 2 impianti, il nostro risultato, cioè quello che noi ci prefettiamo attraverso questa ricerca, è quello di proporre agli enti un solo impianto sulla protesi per il cambiamento proprio della qualità della vita. Cioè significa che tra 1 e 2 impianti non cambia poi tantissimo, perché il vero cambiamento si ha col primo impianto. Assolutamente, ricordo allora 049, questo è il numero unico, poi c'è naturalmente anche la sede di Stanghella, chi è della zona e preferisce Stanghella dopo viene mandato automaticamente all'altra sede, tanto il professor Cordioli c'è sempre perché si muove ovunque e comunque tutti gli altri professionisti sono seguiti in questo progetto. 049 80 72 653, il numero è sempre in sovraimpressione, per chiamare, per avere informazioni è un'opportunità, fa parte dei progetti regionali
professionali che quindi hanno una loro valenza anche scientifica, e naturalmente abbiamo già visto i risultati, sono molto molto importanti. Professor Cordioli, incominciamo la nostra carrellata, il nostro racconto, riprendiamolo. Riprendiamo proprio e quindi vediamo un po' le slide da dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati alla numero 20. La slide numero 20, però riprendiamo un po' per chi non ci ha seguito, oppure per chi giustamente non ha memoria per la scorsa settimana, che cosa stavamo affrontando. Noi stavamo affrontando il problema in senso generale degli impianti, abbiamo fatto una carrellata riguardante gli aspetti della tipologia degli impianti, come gli impianti non diano luogo a fenomeni di rigetto, come l'impianto si attacchi in maniera intima con il tessuto osseo e i tessuti gengivali, e abbiamo parlato anche della possibilità di eseguire degli impianti e contestualmente, nell'ambito di breve tempo, già provvedere il paziente con le protesi fisse adeguate alla situazione delle sue necessità da un punto di vista funzionale. Abbiamo parlato anche dei rischi degli impianti, se ci sono complicanze, se ci sono controindicazioni alla loro esecuzione dal punto di vista medico, e abbiamo discusso delle possibilità di poter trattare tutti i tipi di edentulismo, cioè tutti i tipi di mancanza di uno, due o più elementi dentari, sino alla mancanza completa degli elementi dentari. Questo è stato un po' il riassunto. La cosa importantissima che lei ha detto, che ha colpito anche molti telespettatori, è stato il fatto che se non si provvede subito c'è un cambiamento dell'osso, eccetera. Questo molti non erano a conoscenza. È una cosa, infatti l'avevo detto, perché effettivamente quando uno perde un elemento dentario, un dente, pensa di perdere solo il dente e la sua radice, ma conseguentemente alla perdita degli elementi dentari si ha anche una perdita dei tessuti di sostegno che stavano attorno alle radici dentarie, quindi c'è una contrazione, un riassorbimento del tessuto osseo e di conseguenza anche dei tessuti gengivali, dando luogo quindi alle deformazioni che si verificano a livello delle arcate dentarie quando si perdono i denti. E a maggior ragione, e questo è riallacciandomi al discorso detto poc'anzi dal dottor Gasparetto, le conseguenze che la perdita totale dei denti comporta delle comparse di gravi atrofie ossee, e di conseguenza le protesi non appoggiano su una superficie adeguata per poter star ferme, perché giustamente una signora che lei accennava ha detto: ma io sto benissimo con la mia dentiera. Ma non è che sia che chi ha una dentiera sta gioco forza male, ci sono tantissimi che con la loro dentiera stanno bene, probabilmente perché hanno mantenuto una volumetria delle loro mandibole o mascelle adeguata in maniera tale che la protesi mobile ha un appoggio, un ancoraggio dato da una cresta ossea voluminosa. Ma frequentemente negli anziani, e soprattutto nelle donne, si assiste a un'atrofia dell'osso e di conseguenza queste dentiere non hanno da cui appoggiarsi in maniera adeguata e quindi si muovono, specificatamente le protesi inferiori. E quindi è stato questo la disamina che noi abbiamo fatto in merito a dare un miglioramento funzionale di queste protesi. E che ha creato non poca ansia nei nostri telespettatori che hanno chiamato, che non erano a conoscenza. Certo. Allora, io direi partiamo subito, chiediamo alla regia la slide, la domanda 20. E siamo proprio ad hoc di quello che abbiamo detto. Perché spesso le protesi mobili sono inadeguate, possono essere dannose per la mia bocca. E questo è il punto che abbiamo appena accennato. Se vediamo avanti la domanda, vediamo benissimo la classica espressione di un paziente che ha perso tutti i suoi denti e che frequentemente dà forma e luogo ad una alterazione anche del suo profilo, della sua morfologia facciale. E noi sappiamo benissimo come frequentemente nelle portatori di dentiere, di protesi totali, vi sia un abbassamento, uno schiacciamento dei mascellari, proprio dovuto a che cosa? All'atrofia del tessuto osseo e al fatto che le protesi poi non vengono ribasate, ricompensate, perché il riassorbimento dell'osso in un paziente privo totalmente di denti e portatore di dentiere è un riassorbimento che è lentamente progressivo nel tempo, non si arresta mai, si può dire.
e quindi arriviamo a situazioni molto drammatiche di gravi atrofie che frequentemente neanche gli impianti possono essere messi, perché è talmente sottile l'osso che si viene a ricostituire che servono interventi suppletivi di chirurgia ossea ricostruttiva. Quindi è molto importante evitare di arrivare a questa situazione. Ecco, una volta ci sono varie, però, diciamo, fattori legati anche all'aspetto sistemico del soggetto. Certo, lo so, io gliela butto là così, ma perché questa è la domanda che fanno tutti. In situazioni del genere, quindi una persona che, qui credo abbiano telefonato in Sole Figlie perché la voce era abbastanza giovanile, però riferimento a situazioni così. I costi per rimettere a posto la persona, in che cosa si aggirano circa? Guardi, proprio per capire, cioè mi rendo conto però alla fine in questo periodo le domande convergono anche a questa cosa. Cioè, dipende. Il professore già l'altra volta era stato molto chiaro su alcuni aspetti e quindi aveva messo dei paletti, però proprio per capire come, cioè, uno può permettersi. Le protesi, in questo caso le protesi mobili, adesso ripeto sempre che mi è difficile perché non abbiamo un riferimento generale comune, però le protesi mobili io penso che si aggireranno intorno alle 800, 1000 euro, 1200, dipende poi. Quando noi parliamo di una protesi mobile, per noi che siamo addetti ai lavori ci si apre un mondo. Quindi la protesi mobile, se è una protesi mobile che è fatta, cioè ci sono moltissimi procedimenti di laboratorio e anche di presa di impronte. Credo la differenza tra protesi mobile e invece fare un discorso di impianto proprio per recuperare anche una fisionomia consona. Dove si possa, posso dire sempre che con 2 impianti inferiori intanto si può, 1 o 2 impianti come dicevamo, possiamo già avere una buona capacità di masticazione. Quindi si riesce un po' a recuperare. Certo, la parte inferiore, parlo sempre di parte inferiore perché la parte inferiore è più difficile. La parte superiore in qualche maniera si riesce a sistemarla, però se si possono anche mettere gli impianti nella parte superiore, certo aumenta tutto quello che è la ritenzione e quindi diventa tutto più facile. Però possiamo dire adesso, noi per quanto riguarda la nostra ricerca, noi sappiamo che abbiamo dei costi di inserimento, cioè gli impianti, cioè l'impianto di per sé stesso, i costi di acquisto non li ho presenti, ma so quando che più o meno vengono sul mercato, vengono, diciamo così, sistemati. Io penso che un impianto sia intorno ai 1000 euro. Ok, quindi non siamo, no, perché alcuni mi avevano detto ma siamo nell'ordine di 15.000, 20.000 euro, cioè cosa, proprio non avevano neanche idea. Io penso che sia il terrore di anche doversi rivolgere. Io penso che siano intorno a queste cifre, cioè nella media, adesso è molto difficile dire, però nella media intorno a queste cifre, non so professore se lei ha un'idea. No, ma è stato chiarissimo, in modo che almeno chi ha delle perplessità sa che tipo di importi sono. Questo è molto importante perché non stiamo parlando di altre cifre, altri zeri, insomma, sostanzialmente. Certo. Questo era già molto importante. L'importante è stare entro le 2 cifre. Esatto, bravissimo. Non la terza cifra. Non aggiungere la terza cifra, perché penso che per chi ha queste... Bravo, ha capito perfettamente, quindi già abbiamo dato una risposta. Professore, tornando all'immagine che lei ci ha fatto vedere prima, ma una persona, una donna soprattutto, che si trova con il volto alterato, e ce ne sono, abbiamo visto, anche l'altra volta ha fatto vedere delle immagini chiare, può recuperare o è grandura? Quando noi abbiamo una perdita dell'apparato dentario, come abbiamo detto, abbiamo anche una riduzione delle volumetrie ossee dei nostri mascellari in varie direzioni, chiamiamo in maniera, si può dire, tridimensionale, con una certa differenziazione fra la mandibola e il mascellare superiore. Quando vi sono queste alterazioni delle strutture ossee per riassorbimento dell'osso, ne consegue sempre un'alterazione anche di tutti i tessuti molli che stanno attorno ai nostri mascellari, quindi i tessuti molli del volto. Soprattutto faccio riferimento a tutto quello che è l'apparato labiale, superiore e inferiore, e la zona circostante alle grandi ali del naso. Per cui la possibilità di poter sopperire a queste modifiche estetiche che si verificano con la perdita totale dei denti ci vengono date da che cosa? Dall'utilizzo di queste protesi. Le protesi hanno una parte di denti che sono sostenuti da una base di resina.
La base di resina ha lo scopo di vicariare la perdita del tessuto osseo e dei tessuti gengivali per sostenere dei denti. Quindi si può gestire la volumetria e il sostegno dei tessuti periorali, cioè le labbra e così via, mediante questo materiale di resina che costituisce la base protesica della dentiera. Quindi lì si può qualcosa fare, però abbiamo che cosa? Che quando si perdono i denti, si assiste a queste atrofie ossee, c'è anche una alterazione di tutta la parte mimica muscolare che sta attorno esatto. alla nostra bocca. E voi sapete benissimo che quando uno ha ad esempio una frattura e quindi la sua gamba, il suo arto rimane bloccato per un mese e mezzo, dopo mediamente per riabilitare i muscoli ci vogliono 3, 4, 5 mesi di riabilitazione neuromuscolare per poter riacquisire l'atrofia e la motilità di quei muscoli che sono stati fermi per un certo periodo di tempo. Quando noi abbiamo quindi la perdita di denti, c'è anche un'alterazione di tutto il sistema neuromuscolare periorale e molte volte quando vengono messe le dentiere i pazienti si trovano imbarazzati al momento e dall'ingombro della dentiera e da sensazioni strane, l'ingombro che sentono le labbra che sono spinte, che c'è un'occupazione di spazio da parte della lingua e così via. Bisogna che ci sia un recupero funzionale con un nuovo environment che si è venuto a verificare all'interno della bocca. Assolutamente, quindi questo è molto è molto importante capire che poi c'è anche un aspetto, che le dentiere non è che mettiamo i giovani che sono tonici, trofici e ben adattabili, mettiamo di solito le persone anziane che hanno già perduto una loro abilità neuromuscolare. Bravissimo, questo è molto importante, è sempre molto chiaro anche il professore nel far capire che ci vuole anche uno spirito di adattamento. Questo bravissima, ci vuole un adattamento, non si può ottenere tutto, bisogna arrivare a dei compromessi legati a quello che è la situazione funzionale presente nel paziente. Ma pensiamo anche alla stupidaggine, quando uno fa la pulizia dentale, che magari è tanto tempo che non la fa, che sente la bocca strana, diversa, certo, eccetera. Certo. È un leggero fastidio perché c'è una nuova situazione all'interno, cioè, qualsiasi cosa ovviamente provoca un fastidio in proporzione a quello che si fa. Volevo però poi anche aggiungere una piccola cosa, che la proprio-eccezione, cosiddetta la capacità sensitiva della bocca è fra le più raffinate che esista nel nostro corpo umano. Noi diciamo che unendo due polpastrelli sentiamo una certa sensibilità di spessore di qualcosa. La raffinatezza sensoriale o proprio-cettiva, come si suol dire, a livello del cavo orale è nettamente superiore. Quindi quello che può essere microscopico in bocca diventa enorme nella bocca. Chiarissimo. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo con le nostre slide.